Così chi viene in casa sa che oggi è il mio compleanno e si ricordi di farmi il regalo. Anche se di regali ne ho già ricevuti un bel po' finora. Ma il più bello di tutti è quello che mi ha fatto la mia mamma. Questo giornalino. Qui va invitato. E quel vecchio gommone di Carlonelli? Quello che ha il negozio di moda in corso? Anche lui, anche lui! Oh, bella! Ciao, Giannino! Che ci fai qui tutto solo, soletto? E non c'è la tua mamma e le tue sorelle? Sono andata a preparare il letto per voi, cara zia. Non appena vi hanno vista arrivare, si sono date subito da fare. Oh, che sono gentili! Solocchiero spaventato, spaventato! Motore! Motore! Ma non so, non so! Ma che cosa non sai? Non so dove sta il freno! Attento con la casa, Cecchino! Sei la mamma, il mio angelo. Con molti bigliettoni nei fischi della gente, dei doveri e del lavoro, e tutti ti sorridono perché sei un gran signor. Sì. I soldi non ci sono. Ecco, qualcosa ho preso, sì. Io. Sì, ecco. È così, sì, bravo. Ecco qua. Ho pescato un dente! Ce l'ho io il dente! Vieni qui! Lucio! no. Monellaccia! No! Monellaccia! E dove sei, zio? In purgatorio! Proprio tu, zio! Eri così buono e così virtuoso! Ma per quali peccati? Per uno solo, E quale? quello di aver lasciato questo mio istituto a persone indegne di dirigerlo. Intendete dire noi? Sì. Giuro fedeltà per l'eternità a questa onorata società.